Facciamo un esperimento. Se hai un antifurto, oggi puoi fare un esperimento con me. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel video di oggi voglio fare un esperimento, una prova che possiamo fare assieme in tempo reale e che non preclude nulla, non devi avere niente di particolare. Una prova semplicissima tra me, te e il tuo antifurto. Ora, se puoi lasciare una finestra aperta ed inserire il tuo antifurto, vediamo che cosa succede. Quindi apri una finestra, una o due finestre, inserisci l'antifurto se hai il telecomando oppure dalla tastiera oppure dall'app, come preferisci, e vediamo che cosa succede. Che cosa è successo? In un caso potrebbe essere successo che l'antifurto si è lasciato inserire. In un altro caso potrebbe essere successo che l'antifurto non si è inserito. In un altro caso invece potrebbe essere successo che l'antifurto si è inserito ma immediatamente dopo ha suonato. Vediamo le tre differenze. Nel primo caso l'antifurto si è lasciato inserire, quindi o i tuoi infissi non sono protetti dall'apertura o la protezione degli infissi è programmata come autoescludibile. In ognuno di questi casi, dal mio punto di vista, non è corretto, non è un funzionamento idoneo per un sistema di sicurezza. Perché? Perché potresti dimenticare una finestra aperta, il tuo antifurto non lo segnala e un intruso potrebbe intrufolarsi in casa tua attraverso la finestra. Nel secondo caso l'antifurto non si è lasciato inserire correttamente dal mio punto di vista, perché ha rilevato la finestra o le finestre aperte e giustamente ti fa notare che non può inserirsi proprio perché alcune delle sue componenti non sono nello stato di riposo o di chiuso per poterlo inserire. Questo, dal mio punto di vista, è il metodo più corretto di gestione del tuo antifurto. Nella terza ipotesi, che cosa è successo? È successo che l'allarme si è lasciato inserire, ma subito dopo, immediatamente dopo l'inserimento, ha suonato l'impianto, è scattato l'allarme, diciamo. Quindi anche in questo caso va bene, un po' più fastidioso, passami il termine, perché avresti dovuto prima controllare l'apertura di tutte le porte di tutte le finestre, ma correttamente il tuo impianto ti ha segnalato l'apertura di una finestra. Gli ultimi due sistemi sono quelli più idonei per la corretta gestione della tua sicurezza, che sia domestica o che sia in azienda, in negozio, eccetera. Fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere che cosa è successo quando hai cercato di inserire con la finestra aperta al tuo impianto di allarme. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!